Buonasera a tutti, benvenuti al Palazzetto di Montebello Vicentino. Questa sera, 13ª giornata di campionato Serie D Girone A. Affrontiamo questa sera il Futsal Città Murata, che è venuto a farci visita per l'ultima giornata di campionato. Stiamo aspettando l'ingresso in campo delle due squadre. Vi preannunciamo già che il Città Murata si presenterà con portieri in maglia gialla e giocatori in maglia totalmente granata per i leoni di Mister Martinelli, un completo total white, mentre solo orange per i portieri. Stiamo aspettando l'entrata in campo dei giocatori che adesso si stanno preparando con l'arbitro di questa sera. Entrano anche i dirigenti. Vi ringraziamo intanto per essere qui con noi, siamo pronti per partire. Vediamo un po' se possiamo partire, così diamo anche un po' di volume. Eccoci qui, buonasera a tutti. Fanno l'ingresso le due squadre in campo, le vediamo che entrano per questa ultima giornata del girone di andata Serie D Girone A. L'arbitro di questa sera è il signor Andrea Dalla Costa, sezione di Schio. L'abbiamo trovato anche a Illasi in quel pareggio che tutti ricorderete. Luci quindi al Palazzetto di Montebello Vicentino con le nostre note della 300 Violin Orchestra che conoscete benissimo. Ovviamente siamo qui, io, sempre il vostro Giulione, ho fatto un po' di scuola con il mio amico Stefano Testoni la settimana scorsa, le Final 8 femminili e C1 di Coppa Italia. Grazie Stefano per tutte le opportunità che mi dai, speriamo di essere almeno all'altezza di una tua unghia sinistra. Alla mia destra sempre Alexis Girardi. Questa sera non c'è ancora Speedway, nemmeno Inter, e c'è anche special guest di questa sera, il nostro Garoff e la nostra Andrea alla mia sinistra. Siamo pronti per iniziare, vediamo anche quelle che sono le formazioni. Prima formazione è quella del Città Murata, completo granata, ve lo leggiamo anche velocemente: 1 Panico, 2 Peruzzo, 3 Ravagnolo, 4 Vallotto, 5 Busellato, 7 Facci, 8 Di Salvatore, 9 Marin, 11 Bonamigo, 14 Viero, 15 Ferraro, 33 Bonomo. L'allenatore è il signor Mocellin, mentre questa è la solita formazione dei leoni di Mister Martinelli, sempre in prova tipo. Ci prepariamo per andare subito in diretta. Parte il tempo, parte anche la partita. Siamo pronti. Sono i leoni di Mister Martinelli a iniziare la gara in campo con Consolaro, che vince il ballottaggio con il nostro Alberto Longo. Maglia da titolare anche per Marco Bocconcello, numero 11, 13 il nostro campionato, il nostro capitano si chiama siamo stanchi questa sera, scusate tanto. Allora, leoni che si presentano in campo, vediamo però c'è subito una sortita del Città Murata in avanti. Allora, leoni in campo con Mario Consolaro, Benetti, Manuel Della Monica, il nostro capitano Thomas Van Zan, posizione di pivot per il nostro Marco Bocconcello. Siamo pronti anche a raccontarvi quello che è lo starting five del Città Murata. Ci segniamo prima i numeri, poi ve lo raccontiamo per evitare anche quelli che sono errori che potrebbero essere poco simpatici. Mentre i leoni di Mister Martinelli girano il pallone, non può più girare palla Manuel Della Monica e quindi si salva in rimessa dal fondo quando il minuto è 1:18. Della Monica, Benetti, Van Zan, gira palla, qui la palla però esce. Città Murata che è una fotocopia di questa Leonicena, i punti sono gli stessi, un cammino leggermente diverso, entrambe vengono da una sconfitta dove il Città Murata ha ceduto
le armi a Cresole con il Cresole 80. Leonicena invece ricorderete sconfitti. Qui però Manuel Della Monica parte velocissimo. Benetti sbaglia di poco. E la prima occasione è per i Leoni di Mister Martinelli. In avanti Città Murata, palla che esce ed è di Facci. Siamo pronti anche a darvi quella che dovrebbe essere la formazione dello starting 5 del Città Murata, completo granata, lo vedete sui nostri schermi. Intanto vi ringraziamo anche per averci scelto questa sera sul nostro canale YouTube Leonicena Calcio a 5. Città Murata che si presenta con Panico in porta, Facci, Di Salvatore, Viero e dovrebbe essere Bonomo. Non abbiamo il numero 23, quindi pensiamo che sia il numero 33 nella nostra distinta di gara. Qui ha proprio la palla lui, Bonomo. Facci viene messo giù, c'è il primo fallo della partita, lo subisce Viero e c'è il primo fallo della partita ed è della Leonicena. Siamo sui 10 metri. Si sistema Sornione Di Salvatore sul primo palo. Ma quello che a noi fa più paura è Viero, anche se molto probabilmente la posizione di Facci si incaricherà della battuta. Quindi dovrebbe essere Di Salvatore sul secondo palo. Attendono, il signor Della Costa attende che venga segnato il fallo. Eccoci, pronti a partire. Giro tondo, dov'è Di Salvatore che gioca su Facci, calcia! La premiata ditta Consolaro Benetti risponde presente. Primo corner della gara ed è sempre del Città Murata. Se ne incarica Facci. Prontissimo Viero, però la palla è anche su Panico, potrebbe essere anche qualcosa di preludio per un eventuale portiere di movimento. Panico così alzato in questo schema. Venerdì sera e torniamo a raccontare calcio a 5 finalmente dopo feste lunghe senza futsal. Panico, Facci, attaccato da Boconcello, recupera palla, Manuel Della Monica, Vanzan si gira, Boconcello prova a aprire su Manuel Della Monica, palla di poco fuori misura. Panico, lancia lungo, mette giù il pallone, il Città Murata in qualche modo... Però c'è il contropiede della Leonicena, questa sera in completo total white. Vanzan, Benetti, Boconcello. Boconcello di nuovo su Manuel Della Monica. Benetti. Manuel Della Monica apre su Vanzan, Vanzan a posizione di ultimo, trattiene la palla, Boconcello viene controllato da Viero, la palla poi esce. Rimessa laterale è per la Leonicena quando i minuti sono 5:40. Una partita iniziata in maniera alquanto coriacea in questo momento, dove è però la formazione di Mocellin a provare a fare la gara, anche se i Leoni partono di rimessa. Qui riparte subito con Di Salvatore. Cambio nella Città Murata, è entrato anche Filippo Marin, per lui più di qualche rete, 8 in questo campionato, mentre come sapete i migliori marcatori della nostra squadra sono Lorenzo Nocera 10 reti, Della Monica Alex 7 reti e Mirko Fattori, l'oggetto del desiderio, 7 reti. Benetti, Marco Boconcello, nostro numero 11 su Vanzan. Manuel Della Monica, gira palla a Leonicena, cerca spazio, vediamo Benetti, Benetti si gira, viene contrastato da Marin, parte in contropiede e ora
il Città Murata e si porta in vantaggio la formazione di Mister Mocellin. Segniamo la rete, andiamo a vederci il replay di questo vantaggio della squadra ospite. Torniamo subito in cronaca quando la prima rete l'ha messa a segno Facci. Città Murata in vantaggio a legittimare una discreta supremazia sulla pista di Montebello Vicentino. Città Murata che raccontavamo arriva da un capitombolo in terra vicentina in casa del Cresole 80 per 3-1 nella partita prima di Natale. Leoni che invece hanno fatto quello che hanno potuto ma hanno dovuto cedere le armi alla capolista Vicenza. Si incontrano due squadre che... Eccolo qui, vantaggio, scusate, ci siamo un po' perduti. Marin Filippo segna il 2-0, andiamo a vederlo anche, vediamolo subito, questo vantaggio che ha dato un bello strattone alla formazione di casa. Ci ha creduto Marin, ha fatto bene e ha messo a segno il raddoppio del Città Murata che sta legittimando questo vantaggio. Leoni un po' confusi in questo inizio di partita, quindi si fa sotto ancora la formazione di Mister Mocellin, anche se Benetti ha messo in rimessa laterale. Siamo 2-0 quando siamo al 9° minuto di gioco. Parlavamo appunto di due squadre che assolutamente si equivalgono, ma in questi primi 9 minuti di gioco è la formazione ospite a prevalere. Facci si gira, si riparte da Panico, gira palla il Città Murata, contrastato ancora Facci, l'autore della prima rete, che ora sbatte su Vanzan. Sempre Facci, rimessa laterale è per il Città Murata. La palla di Viero finisce fuori, quindi si riparte dalle mani di Mario Consolaro. Manuel Della Monica, entra in campo anche Nocera. Posizione di laterale per il numero 14 leoniceno. Vanzan, apertura su Nocera, contrastato da Matteo Peruzzo. Lancio lungo di Panico a cercare di nuovo Facci, mette giù il pallone, il numero 7 in maglia granata. Ora Peruzzo, grande tiro un po' velleitario di Marin, l'autore della seconda rete. Gira palla la formazione di Mister Martinelli. Ora Boconcello, si gira Boconcello e la leonicena guadagna una rimessa laterale. Manuel Della Monica, Vanzan, Manuel Della Monica ancora, Nocera attaccato, perde il pallone. Facci viene bloccato da Consolaro e c'è una calcio d'angolo ancora per il Città Murata, il secondo di questa sera, quando il team ospite sta conducendo per 2-0 qui al palazzetto di Montebello Vicentino, quando i minuti sono 11:18. Recupera palla Panico, siamo sul centrocampo, contrastato Viero, però riparte il Città Murata con Facci, Viero di nuovo, Facci su Marin, Facci si fa avanti, Città Murata gira molto bene per vie perimetrali,
Leoni che provano a scrollarsi di dosso, queste due reti prese un po' così, come quando ci si sveglia con il mal di pancia dopo una bella serata. Facci contrastato, parte Boconcello, non c'era, alla ricerca, non c'era, prova a calciare, palla fuori. Ha provato la sordina, Panico, gira palla su un campo veramente disteso come quello del nostro palazzetto di Montebello, lancio lungo di Panico, fa suo il pallone con Solaro, riparte con Manuel Della Monica, non c'era, Boconcello, primo fallo della gara ed è su Nocera, lo commette Facci, andiamo a segnarlo. La posizione è interessante perché siamo sui 13 metri ma c'è spazio per andare più avanti con il tiro. Calcio di punizione. Tutto pronto sul pallone Della Monica e Nocera, Della Monica su Nocera, Nocera calcia, capisce tutto Facci. Vanzan, Manuel Della Monica, Nocera. È entrato anche Mirko Fattori qui, gran palla filtrante che però viene recuperata, Mirko Fattori poi ci mette il piede e c'è un primo time out e è per il Città Murata. Ritorniamo in telecronaca, time out richiesto e consentito a mister Mocellin, quindi riparte il Città Murata che probabilmente ha ancora qualcosa da verificare. Qui però Mirko Fattori si fa avanti, è entrato Manuel Della Monica, è entrato anche Alex Della Monica. Quando siamo sempre sul 2-0, palla fuori misura. Si riparte da Peruzzo, gira palla Viero, Facci alla ricerca di Marin, Marin contrastato da Manuel Della Monica, qui Peruzzo, Facci, eccolo Marin, l'autore del secondo gol, qui palla troppo alta per il compagno con la maglia numero 7, rimaniamo 2-0, siamo a 15:46 in questo primo tempo. Leoni che devono assolutamente scrollarsi di dosso alcune situazioni. Alex Della Monica si allunga, palla messa fuori ed è rimessa. Manuel Della Monica, Nocera, si smarca, viene bloccato da un ottimo intervento di Matteo Peruzzo. Manuel Della Monica, Lorenzo Nocera, Mirko Fattori, calcio dritto per dritto di Alex Della Monica, anche oggi in versione MVP con il 10. Qui viene messo giù da Mirko Fattori, Alex Della Monica, c'è la possibilità di andare a rete, Mirko Fattori segna la rete ed è quella del 2-1, si chiama Mirko Fattori, è l'uomo della nostra provvidenza o quello che speriamo possa essere. 2-1.
bellissimo il gesto di Alex Della Monica che smarca totalmente il nostro Mirko Fattori, che mette a segno la rete del 2-1 qui al palazzetto di Montebello Vicentino, quando era passato in vantaggio con un doppio vantaggio il Città Murata con Facci Mirko e Marin Filippo. Poi il nostro Mirko Fattori ha deciso di partecipare alla gara. Qui leoni che si allungano. Alex Della Monica viene contrastato. Marin Filippo. Siamo 2-1 a favore del Città Murata, che ora usufruirà di una rimessa laterale molto interessante. La batterà Di Salvatore, che nel frattempo è rientrato. È entrato anche Busellato. Giro di cambi per Mister Mocellin, anche per dare una maggiore verve alla manovra di gioco. Leoni che sembrano entrati in partita. I minuti sono 18 intanto sul tabellino del primo tempo. Non c'era. Prova a cercare Alex Della Monica. Alex Della Monica, l'arpiona, si gira. Possibilità di andare a rete per il nostro Alex. Palla però fuori, quindi parte panico. Poi Busellato alla ricerca di Marin. Marin si gira, che bella l'avanzata del Città Murata, però risponde presente Benetti. Una bella partita finalmente. Qui Alex Della Monica cercava di mettere in mezzo, non c'era, tiene palla. Facci, palla fuori, viene dato un cumulativo e viene dato al Città Murata, quindi falli diventano 2. Dalla Costa aveva visto anche questo secondo fallo. Si riparte quindi con il Città Murata, con Viero. Gioca palla su Busellato, che aprirà su Di Salvatore. Busellato nuovamente, Di Salvatore però rimane sulle gambe. Il classe 2000. Rimessa laterale di Nocera. Benetti apre su Alex Della Monica. Benetti ha la possibilità. Mirko Fattori davanti a panico, non viene visto e subisce il fallo. Alex Della Monica bravissimo. Terzo fallo del Città Murata. C'è cascato Marin. Fallo molto interessante che altrimenti poteva dare delle difficoltà alla retroguardia. Mister Martinelli qui batte subito Nocera. Alex Della Monica decide anche lui di partecipare alla giostra del gol. Pareggia finalmente la Leonicena. Siamo però 2-2 al 20° di questo primo tempo. Rivediamoci anche il gol del nostro Alex. Nel frattempo in avanti il Città Murata, è stato commesso un fallo a favore del Città Murata. Lo segniamo, dovrebbero essere 3-2 i falli e sicuramente verranno segnati poi da nostri collaboratori su indicazioni di Dalla Costa. Calcio di punizione. Busellato apre su Facci. Facci prova la girata, ma la palla finisce fuori, quindi Consolaro. Alex Della Monica contrastato da Marin. Mirko Fattori tiene il pallone, contrasta con Facci, viene messo fuori. La rimessa è per il numero 5 che riparte. Busellato, panico. Interessante davvero questo gioco col portiere attivo. Piacerebbe molto al nostro allenatore dei portieri e amico Alberto Nogara, che ne parlava appunto in occasioni delle Final 8. Questo portiere moderno che deve parare sì, ma anche saper usare i piedi. Qui gran passaggio che viene però deviato in avanti. Viene contrastato Viero.
palla arriva a Panico, portiere classe 2004, molto interessante davvero. Come sapete il nostro Mario Consolaro è un 2005. C'è il fallo fischiato su Marin, prima lo aveva commesso, ora lo ha fatto. I falli dovrebbero essere 3-3. In avanti Città Murata. Gira palla la formazione di Mister Mocellin, recuperata dal doppio vantaggio. Viero, qui Nocera c'è la possibilità per andare a rete, vuole andare a rete, Panico, però gli ruba il pallone in due tempi e si riparte. Panico deve aver subito un colpo, però riesce lo stesso a continuare a lanciare il pallone. Consolaro, Alex Della Monica, Benetti, qui problema ad arpionare per Mirko Fattori, che ora si alza anche la Leonicena. In avanti la formazione di Mister Martinelli. 23esimo minuto, 2-2 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Era passata sul 2-0 il Città Murata, qui calcia ancora Viero, uno dei migliori dei suoi, gli dà il cambio Facci, un altro dei migliori di questo Città Murata, tra l'altro giovanissimo, veramente giovanissimo. Il più vecchio è un classe 93. Sorridiamo veramente perché è bellissimo vedere questi giovani. Mirko Fattori prova a girarsi in contropiede. Dicevamo, bellissimo mettere in campo questi giovani che hanno tutto il diritto poi di giocare. Busellato cercava Facci, lo trova, si fa lunga però la pressione della formazione della Leonicena, però siamo un po' ballerini nella fase difensiva. Il Città Murata si fa sotto, calcia la palla carambola tra le mani e le braccia di Mario Consolaro, il nostro numero 1. Entra in campo anche El Idrissi, maglia numero 4 per il nativo di Montebello Vicentino. Benetti, palla su Idrissi alla ricerca di Fattori. Molto interessante questa apertura no look di Osama El Idrissi. 24 minuti di gioco, siamo sempre 2-2 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Busellato, maglia numero 5, cercherà probabilmente Di Salvatore, che gli ridà la palla ma è ancora tra le braccia di Mario Consolaro. Non c'era su Boconcello e l'Idrissi su Benetti. Boconcello alla ricerca di Benetti, cerca di prendere tutto Benetti. Contropiede interessante del Città Murata, alza la mano Facci, ma la rimessa per la formazione di Mister Martinelli. Non c'era. Benetti. Non c'era. Boconcello prova a girarsi ma non ci casca Busellato. Boconcello su non c'era, viene bloccato e fallosamente Busellato, che pensava di poter comunque bloccare l'avanzata di Boconcello, per Dalla Costa un fallo da assegnare. Rientra Manuel Della Monica, esce Benetti. 26esimo minuto, palla a cercare l'Idrissi e la rimessa sarà per per la Leonicena, anticipata in fase di disimpegno del pallone. Manuel Della Monica cerca Boconcello, contrastato da Busellato. Di Salvatore, c'era, si immola su Bonomo e c'è un altro fallo e dovrebbe essere probabilmente il quinto. È proprio il quinto per il Città Murata, che ovviamente non prende bene la decisione. Anche in tribuna qualche parola per un fallo che probabilmente non ha, insomma, viene fischiato. Sì, era un fallo che poteva essere concesso e in questo momento è stato concesso, ma proprio per arrivare al quinto
quando i minuti sono 27 significa 3 minuti più recupero. Gira palla il Città Murata, si è scoperta la Leonicena, bellissima parata su Facci di Mario Consolaro. Facci aveva già pensato probabilmente di andare a rete, Consolaro ha coperto. Bocconcello che tiene la palla, Busellato la butta fuori. Ancora giro palla per la formazione di mister Martinelli. Manuel Della Monica. 27esimo minuto di gioco. Panico. Palla fuori, controllata da Mario Consolaro. Della Monica, non c'era. Non c'era. È l'Idrissi, palla che esce. Facci. Busellato. Si fa sotto il Città Murata, ma la palla esce. 28esimo e 20. Ci saranno 2 minuti più recupero qui. Tiene la palla Bocconcello. Su non c'era. E l'Idrissi. Non c'era. E l'Idrissi si gira. Bravissimo il nostro numero 4. Proverà a cercare Bocconcello. Bocconcello. Trova, non c'era. Colpo di tacco bloccato da Bonomo. Panico. Fa la guardia. Gira palla al Città Murata. Leoni che vogliono assolutamente rimanere in attacco. Possibilità calcia non c'era. Presente Bonomo. Calcia ancora, non c'era ancora il pallone assieme addosso e poi si guadagna una rimessa laterale. Rientrato anche Van Zan che dà il cambio a Nocera. Manuel Della Monica. Quando i minuti sono 29 siamo anche pronti a quello che potrebbe essere il recupero, che dovrebbe essere di 1 minuto in virtù del time out concesso a mister Mocellin nella seconda parte del primo tempo. Busellato, sì. Gira palla. Busellato, scusate, prima era di Salvatore. Van Zan. Bocconcello, Manuel Della Monica. Bocconcello ancora. Apre su Van Zan, palla che viene messa fuori. 1 minuto chiamato, 1 minuto avevamo aspettato, 1 minuto è stato chiamato Dalla Costa, viene messo giù Della Monica. Ovviamente Dalla Costa non intende fischiare un sesto fallo in questo momento. Chiaramente c'è stato uno scambio di opinioni con Busellato assolutamente cordiale. Gira palla al Città Murata quando sono già passati 10 secondi in questo minuto di recupero. In avanti Città Murata. Facci sulla sua mattonella preferita. Gira palla ora di Salvatore. Busellato. Facci. Viero di Salvatore. E Busellato. Salva provvidenzialmente Van Zan, quello che avevamo visto, qualcosa di veramente brutto. Della Monica viene contrastato, può ripartire in contropiede il Città Murata quando sono 47 i secondi. Viene chiamato anzitempo la fine di questo primo tempo. Ricordiamo i marcatori: passato in vantaggio per 2 volte il Città Murata con Mirko Facci e poi con Filippo Marin. Pareggia i conti Mirko Fattori e poi Alex Della Monica. Siamo 2-2. Ci prendiamo un quarto d'ora di pausa. Ci vediamo tra 15 minuti sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, una cosa veloce e poi tornate.
Bentornati sul canale YouTube di Leonicena Calcio a 5, secondo tempo di questa 13ª gara del girone di andata, Serie D Girone A. Vi stiamo raccontando il vostro Giulione e alla regia il nostro Alexis, mentre alla scrivania la nostra Andrea, la ultima giornata di campionato per quanto riguarda il girone di andata. Era passato in vantaggio il Città Murata con un doppio vantaggio, poi i Leoni hanno riacciuffato per i capelli questo primo tempo, anche con qualche rimpianto. Parte ora il secondo tempo, sarà il Città Murata a giocare il pallone, palla su Viero, gira palla la formazione di Mister Mocellin, Marin su Facci, quella che è la formazione tipo di Salvatore. Leoni che rispondono con Consolaro, Nocera, Benetti, Alex Della Monica e Mirko Fattori, gli autori dei 2 gol del pareggio della Leonicena in campo da questo inizio di secondo tempo. Gira palla la giovanissima formazione del Città Murata, provenienza Cittadella. Ultima volta che ci siamo incontrati era il CSI di Vicenza del nostro amico Flavio Franceschi. Altri tempi, dicevamo, altri campi e anche altri uomini. Alex Della Monica, Benetti, gira palla la Leonicena, Nocera, Mirko Fattori prova a girarsi, ma il Città Murata risponde sempre presente. Palla su Nocera, contrastato da 2, calcia! Alex Della Monica riesce a coprire il pallone che il nostro numero 14 aveva incanalato. Calcia Benetti, rimessa dal fondo, si era allungato in ogni caso Panico, il classe 2004. Contrastato Marin, nuovamente palla alle Leonicena che proverà in questo secondo tempo a fare una gara con un avvio diverso rispetto al primo tempo. Alex Della Monica, Nocera si allunga sulla sua fascia preferita. Mirko Fattori, contrastato da Viero, palla che però esce. Qualche meccanismo ancora da oliare in questo inizio d'anno. Ricordiamo che è la prima partita di questo 2026, quindi le squadre devono comunque in ogni caso un po' oliarsi dopo feste, festine, ultimi dell'anno e anche qualche bagordo di troppo. Alex Della Monica, Mirko Fattori infatti, palla sopra la traversa per il numero 9 della formazione di Mister Martinelli. Mirko Fattori che è arrivato a quota 9 reti in campionato, 8 invece quelle di Alex Della Monica. Città Murata che riparte da una rimessa laterale di Salvatore su Viero e poi Facci. Recupera palla Nocera, calcia per evitare l'uscita del pallone. Panico recupera e si riparte con Marin. Bellissimo gioco di prestigio. Viero calcia, sbatte addosso ad Alex Della Monica. Nocera riesce a superarlo. Riparte la Leonicena con Alex Della Monica, mette in mezzo. Viene fischiato il fallo dalla Costa come un passaggio diretto preso dalle mani di Mocellin. Siamo anche noi in effetti non ci speravamo in un fallo del genere, ma dobbiamo anche essere onesti, era semplicemente un pallone di gioco. Leoni che però possono assolutamente sfruttare la situazione. Palla che sarà battuta di seconda, quindi Nocera pronto a
lanciare. Non c'era ancora. Palla che supera tutto lo specchio della porta di Panico. Viero di Salvatore. Marin si srotola il Città Murata, ma la palla è troppo indietro per Facci. Non c'era ora. Palla alla ricerca di Benetti. Panico fa buona guardia. Siamo sempre 2-2 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Marin apre su Facci. Si riparte da Di Salvatore. Facci contrastato da... Non c'era. La palla è per il numero 7 Granata. Di Salvatore. Viero si era proposto Facci, ma parte la Leonicena in contropiede. Viene messo giù Mirko Fattori e dovrebbe essere il primo fallo. Mirko Fattori. Benetti. Palla filtrante. Alex Della Monica non se l'aspettava. Nel frattempo possiamo anche raccontare qualche risultato più o meno veritiero dal nostro tuttocampo. Cresole che vince 3-0 a Cornedo, 0-0 Mason Isola, 1-1 Nutria Cus, 2-1 Olimpica Bonarubiana, 2-1 Vicenza Valdillasi, mentre domani pomeriggio Real San Piero che ospiterà i vicini di casa dell'Agno Dioniso. Mirko Fattori, Alex Della Monica, Benetti che viene contrastato sotto gli occhi dalla Costa, parte in contropiede, calcia Facci, grandissimo gol di Facci che porta sul 3-2 la formazione di Mocellin. Godiamoci questa bordata, anche se Consolaro era un po' troppo per terra. Gran botta di Mirko Facci che si porta a casa anche il 3-2 per ora. Città Murata Corsaro sul campo di Montebello. Leoni che al 7° minuto sono ancora sotto. Benetti, bellissimo passaggio ma un po' troppo lento. Panico fa suo il pallone. Qui Di Salvatore mette fuori. Leoni in avanti. Benetti, Alex Della Monica che impostano. Non c'era. Bellissimo passaggio. Alex Della Monica viene contrastato dall'autore della doppietta di giornata. Qui contrasto. Benetti che mette giù Viero. Non è fallo per Dalla Costa. Calcia Mirko Fattori. Benetti, palla in mezzo. Mirko Fattori, qui succede un po' di tutto e il pallone poi ripartirà da Panico, non ravvisato Dalla Costa, un fallo che poteva assolutamente esserci un po' per l'irruenza, ma nulla da fare, quindi si riparte ora con la Leonicena. Non c'era. Boconcello combatte il numero 11, si guadagna una rimessa laterale. Alex Della Monica, non c'era. Benetti, non c'era, contrastato da Marin, gira palla Alex Della Monica ora e viene fischiato il secondo fallo da Dalla Costa per terra. Benetti, siamo molto distanti dalla porta difesa da Panico, ma sono già 2 i falli, anche se 3 sono stati segnati da Dalla Costa. Non c'era. Alex Della Monica calcia il suo sinistro fuori. Parte Panico. Di Salvatore alla ricerca del classe 2004 Marin, rimessa
Laterale per la Leonicena. Manuel Della Monica. Alex Della Monica. Manuel Della Monica. Boconcello su Nocera. Gira palla alla Leonicena alla ricerca di uno spazio. Alex Della Monica, contrastato da 2. Va in avanti ora. Boconcello potrà calciare. Calcia! Salva tutto. Panico, bravissimo. Però ancora pronta la Leonicena. E Boconcello, palla fuori. E Nocera a coprire, anche se da distante, la porta di Consolaro. Bellissima la conclusione di Boconcello. Panico si salva. Siamo sempre in gara. Una bella partita. Marin. Gira palla di Salvatore. Di Salvatore ancora su Marin. Di Salvatore dalla piastrella di Facci. Gira palla alla Leonicena. Viene messo giù Alex Della Monica. Boconcello. Alex Della Monica. Nocera. Gira palla la formazione di Mister Martinelli. C'è possibilità ed eccolo, bellissimo questo gol. Aspettiamo un attimo prima di farvelo vedere. Bellissimo il gol di Alex Della Monica che pareggia i conti a Panico battuto. Non ha potuto fare niente purtroppo per il Città Murata classe 2004. Gran gol quello di Alex Della Monica. In avanti ancora i Leoni col Boc. Calcia addosso a Panico. Possibilità per la Leonicena. Ci siamo anche un po' persi questo gol veramente bellissimo di Alex Della Monica. I Leoni si fanno sotto, cercano di premere dopo essersi rimessi in carreggiata. Siamo 3-3 in questo coriaceo venerdì di inizio maggio. L'Epifania se n'è andata e speriamo anche vari problemi che ci affliggono. Nocera gira, viene bloccato da Marin. Nel frattempo abbiamo anche recuperato l'uso delle nostre cuffie, quindi una bella cosa. Possiamo raccontarvi con più tranquillità questa gara. Di Salvatore, Viero su Di Salvatore. Si fa sotto la formazione di Mister Martinelli. Nocera recupera il pallone. Manuel Della Monica in posizione di play. È entrato anche Eli Drissi a dare manforte. Bellissimo qui il filtrante con la Leonicena che guadagna un calcio d'angolo. Chiama tutti Manuel Della Monica. Calcia Nocera. Palla troppo a lato. Siamo a 12-20. Pareggio della formazione di Mister Martinelli. Bellissimo colpo qui di Busellato. Recupera tutto Nocera. Boconcello contrastato da Viero che mette tutto in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo. Batterà Eli Drissi. Qui botta con Nocera che viene ribattuto. Dovrebbe essere Marin. Manuel Della Monica. Ancora il Città Murata che si chiude. Qui calcio. Risponde come qua il Città Murata in questo momento. Sembra leggermente in difficoltà, ma è anche veramente difficile raccontare delle gare di questo genere, soprattutto con formazioni molto vicine. Qui Nocera lascia partire il destro, la palla scivola alla sinistra di Panico. Siamo 3-3. Busellato viene messo giù. Fallo di Eli Drissi. È il primo fallo di questo secondo tempo per la formazione di Mister Martinelli. Facci, Viero, Bonomo. Ora Viero apre su Busellato. C'è spazio. Calcia. Bravissimo Mario Consolaro a farsi trovare pronto. Una parata che sembra facile, ma non è stata facile. Bravissimo e attento il nostro numero 1 classe 2005. Manuel Della Monica recupera palla, parte
formazione di mister Martinelli in contropiede guadagna una rimessa laterale. Eli Drissi, Manuel Della Monica, messo giù, non c'è fallo, c'è il contropiede per il Città Murata con Viero, si srotola la formazione di mister Mocellin, anche se viene recuperato tutto. Eli Drissi e ora Manuel Della Monica, però deve ripartire la Leonicena, fa segno di calma, calma Nocera, ed è giusto, dobbiamo ripartire con un ragionamento sensato in questa parte di secondo tempo che sta per scoccare nella sua seconda. Eli Drissi, Manuel Della Monica, contrastato Manuel Della Monica, Boconcello, bravissimo a cercare Eli Drissi, gira palla ora Eli Drissi, recupera palla Bonomo, Facci e poi Viero, si allunga anche Busellato. Leoni che coprono, Busellato prova a girarsi ma salva tutto Nocera, provvidenziale in questo momento. Bonomo, palla messa in rimessa laterale dopo aver toccato Nocera. Bellissima l'apertura, qui sotto misura Busellato, occasione per il Città Murata che si fa vedere ancora dalle parti di Mario Consolaro. Manuel Della Monica, Boconcello copre il pallone, poi viene contrastato e costringe Facci alla rimessa laterale. Rientra anche Vanzan, Boconcello tiene il pallone, viene messo giù sotto gli occhi di Dalla Costa e a questo punto dovrebbe essere il quarto fallo se ci basiamo sul tabellone. Terzo fallo, quarto fallo. Vediamo poi se Dalla Costa darà i numeri giusti, se ci sarà un altro fallo, anche per essere convinti di quello che sta succedendo. Quando i minuti sono 16 e 28, è entrato anche Benetti, un po' di riposo per Manuel Della Monica. Tutto pronto per la punizione, Benetti apre su Vanzan, Vanzan ci gira, palla fuori misura sul 7 alla destra di Panico. Viero gira palla su Bonomo, Bonomo poi la palla è per il Città Murata. Si copre la Leonicena, Viero proverà a calciare, qui era pronto a intervenire Vanzan sulla conclusione di Busellato in mezzo al campo. Benetti tiene palla, Boconcello, Eli Drissi, Boconcello, Benetti, Eli Drissi, c'è un po' di confusione ma riparte il Città Murata, mette giù in maniera meravigliosa il pallone Viero. Benetti ci deve mettere il piede, si va sul calcio d'angolo a favore della formazione di mister Mocellin. Gara davvero ostica e particolare quella di stasera, dove i Leoni sono partiti con un piede davvero davvero brutto. 2-0 Città Murata, poi di nuovo in avanti sul 3-2 il Città Murata e la Leonicena a rincorrere, siamo sempre 3-3. Benetti, qui c'è fallo su Bonomo, viene lasciato continuare, speriamo non ci sia nulla di che. Facci, viene fischiato giustamente il fallo a Benetti, Bonomo ha la peggio, scomposto l'intervento e Bonomo un po' sconsolato. Entra in campo anche Valotto, dovrebbe essere la prima entrata della partita per il classe 94. Consolaro, Vanzan ad aprire su Benetti. Benetti potrebbe calciare. La palla è troppo fuori, Panico non la tocca, quindi 18 minuti, siamo 3-3 in questo secondo tempo di questa ultima giornata del girone di andata, però disputata come prima gara dell'anno in questo 2026. Valotto, Facci, Bonomo,
gira palla la formazione del Città Murata, Facci, palla fuori. Sarà rimessa laterale per la formazione di mister Martinelli. Vanzan su Elidrissi, si allunga su Bonomo, Elidrissi, palla che però esce. Nuova rimessa laterale, siamo dall'altra parte del campo, stavolta è da parte di Bonomo. Ad aprire alla ricerca di Facci, recupera Vanzan, Valotto, pallone un po' troppo rimbalzante, calcia Bonomo, è entrato anche Mirko Fattori. Elidrissi contrastato da Busellato che trattiene il pallone. Qui attenzione, si gira, viene fischiato il fallo, forse un po' troppo. Facci lo ha chiamato ma forse nulla di troppo. Siamo sui 6 metri della porta difesa da Consolaro, posizione davvero pericolosa. Brutta posizione questa qui. Elidrissi si abbassa, mette tutti Consolaro, vediamo. Calcia e para Consolaro. Pericolo sventato per la formazione di mister Martinelli, un fallo veramente molto pericoloso, eravamo sui 6 metri. Bonomo. Busellato, quando i falli cominciano a pesare perché siamo 4-3. Facci recupera palla Benetti, passaggio Bonomo. Possibilità, Busellato, calcia, risponde presente Mario Consolaro e poi via Vanzan. Pericolo anche per la Leonicena. Leoni che devono alzare anche il baricentro perché è veramente difficile ora. Siamo al 21esimo del secondo tempo. Valotto, Facci, Mirko Fattori a provare su Valotto, lo attende un attimo, Valotto gira palla al Città Murata, si gira Busellato, viene chiamato il time out ed è per la Leonicena. Ritorniamo in telecronaca via la grafica. Sarà la Leonicena a ripartire. Qui Vanzan. Ci sarà sicuramente almeno un minuto di recupero in virtù di questo timeout. Palla che è uscita, quindi si riparte col Città Murata. È entrato anche Di Salvatore. Valotto alla ricerca di Bonomo, gira palla il Città Murata, bellissimo colpo di prestigio, qui salva tutto sia Consolaro sia il palo, clamorosa occasione per il Città Murata di passare in vantaggio, non c'era spazio, la palla ha colpito prima Mario Consolaro e poi il palo, pericoli, riparte la formazione di mister Martinelli. Vanzan alla ricerca di Mirko Fattori, non c'era, potrebbe avere la palla del vantaggio, Fattori mezzo su Vanzan, fallo di Nocera che si ferma, ma segniamo il quarto fallo, ma non, un po' dubbiosi, ma comunque proseguiamo, 4 pari sui falli. Bonomo, colpo di prestigio di Busellato, falso alla palla Consolaro. Nocera alla ricerca di Mirko Fattori,
e Bonomo mette in rimessa laterale. Nocera, Benetti, palla fuori e si riparte ora col Città Murata. Sarà Bonomo. Valotto un po' più in palle in questo momento il Città Murata. Siamo in una fase abbastanza critica della gara. Contropiede della Leonicena, Mirko Fattori viene messo giù e poi Bonomo salva tutto. Rimane lì però la sfera che tocca ed è rimessa per la Leonicena. Vanzan ha la possibilità di andare a rete, calcia, Valotto ci mette il corpo, aveva preso un colpo Fattori. Capitombolo del pallone, non è stata fortunata la Leonicena. Ora gira palla ancora la formazione di Mister Martinelli. Mirko Fattori, Vanzan alla ricerca di Fattori che però viene contrastato da Valotto, il capitano di oggi. Panico Bonomo. Prova ad aprire su Busellato che tiene il pallone, si gira Busellato, si allarga su Bonomo, Bonomo calcia. La palla era indirizzata a Busellato, salva tutto Dylan Benetti. Qui di nuovo calcio e doppia parata di Consolaro. Benetti, i minuti sono 25. Non viene trovato Fattori. Si dispera un po' il numero 9. Giro palla ora del Città Murata. Valotto. Benetti. Nocera recupera, palla lunga, prende il pallone di Salvatore. Giro palla ora su Valotto. Busellato. Palla fuori. I due si scontrano e la rimessa sarà per la Leonicena. Benetti parte. Nocera non ha spazio, apre su Vanzan che gli ridà il pallone, lo tiene in campo il 14 leoniceno e riesce anche a guadagnare una rimessa laterale molto molto preziosa quando i minuti sono 26. Vanzan su Nocera si gira, prova su Benetti, recupera Busellato. Siamo in una posizione della partita un po' particolare anche del campo, quindi Città Murata lancia lungo, Consolaro lungo e palla su Valotto, però recupera anche la Leonicena, calcia Vanzan, Nocera potrebbe avere la possibilità di andare a rete, calcia, bloccato l'attacco leoniceno. Nocera, Benetti su Vanzan, contrastato da Di Salvatore, contropiede di Salvatore, c'è Busellato in mezzo e c'è la rete del vantaggio ed è di Salvatore che porta in vantaggio il Città Murata quando i minuti sono 27. In 3-0 il numero 8 del Città Murata fa secco Consolaro con un bel gol e si porta in vantaggio la formazione di Mocellin. C'è ancora qualcosa da giocare, c'è anche il quinto fallo della Leonicena in questo momento. Quando i minuti sono 28 siamo a 2 minuti più recupero. Vediamo che cosa succederà. Vantaggio che non ci voleva quello del Città Murata, che adesso ha tutto il tempo per sistemarsi dopo aver guadagnato anche il quinto fallo della Leonicena. Leoni che devono portare pazienza in questo piccolo frangente. C'è un cartellino rosso per Busellato e forse per proteste, non ci siamo resi conto. Per proteste, mi conferma Alexis, un peccato insomma per il Città Murata. Sta battendo il quarto, sta battendo il quinto fallo e sul 4-3 a 1 minuto dalla fine. Leoni che allora possono provare a sperare. Vediamo però prima il calcio calciato, salva Consolaro.
c'è un minuto circa per viene chiamato time out, quindi vediamo poi se verrà concesso un altro minuto. Ritorniamo in cronaca, anche se appunto vengono chiamati, dovrebbero essere 2 minuti di recupero che partono adesso, quindi ce li segniamo, anche se abbiamo visto che Dalla Costa anche prima ha dato, qui viene fermato Della Monica, palla che va fuori, messi giù 2 giocatori, ma si riparte con panico. Lancio lungo alla ricerca di Facci, tenterà di tenere alto il pallone il Città Murata, mentre i Leoni hanno tutti i minuti per partire, ma sono passati 28 secondi in questo primo minuto di recupero. Leoni che devono farsi avanti, ovviamente sta facendo il possibile il Città Murata, che vuole perdere tutto il tempo possibile. Bocconcello su Alex Della Monica bloccato da Panico, che ovviamente sensazionale. Van Zan, quinto di movimento per la Leonicena, che calcia e palla che esce. È passato un minuto, manca circa un minuto alla fine della gara. Leoni che adesso cercano di fare il tutto per agguantare almeno un pareggio per una partita che sicuramente ha visto anche altri scenari. Palla che esce e viene chiamato anche il quarto, no, ma è passato meno di un minuto, come mai? Però rimane in porta Van Zan. Leoni che quindi proveranno a fare 30 secondi col quinto di movimento. Vediamo se c'è il tempo per provare a recuperare. Bocconcello calcia, palla che esce. Calcio d'angolo, mancano 20 secondi alla fine della gara. Non c'era Manuel Della Monica, non c'era, devono calciare i Leoni, devono provarci. Manuel Della Monica calcia e arriva anche la quarta rete, è sempre di Salvatore. Finisce per 5-3 la gara, ha vinto il Città Murata, possiamo dire con un certo merito in questo momento. Vediamoci anche, siamo a fine gara, vediamoci anche la quinta rete di Salvatore. Eccoci qui, 5-3, finisce la gara. Una gara che i Leoni avevano iniziato veramente male, avevano anche messo nei binari giusti con il pareggio, poi un nuovo vantaggio del Città Murata, pareggio nuovamente, poi succede un po' di tutto anche con l'espulsione di Busellato. Dovrebbe essere un inizio anno un po' burrascoso per i Leoni, si parte con una sconfitta e dobbiamo anche fare i complimenti a questo Città Murata che con dei ragazzi veramente giovanissimi ha portato a casa una vittoria veramente importante che scavalca appunto la Leonicena. È ripartito quindi il campionato con questa ultima giornata e la prossima settimana si ripartirà ufficialmente con il girone di ritorno e sarà a Cornedo. Vince il Città Murata, noi
vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito. Alexis, Andrea, Garofo vi salutano, una buona serata e ci rivediamo la settimana prossima a Cornedo Vicentino.